Inizierei con l'attestato d'onore Entel 2025 al merito artistico e culturale. Il sottoscritto architetto Alessandro Casareto, presidente regionale Entel Liguria. Sentiti la responsabile conferimenti e promotrice Conegliano Calamaro dell'attestato Anna Maria Campello, il presidente internazionale Associazione Liguri nel Mondo, ingegner Mario Merini, la presidente CIF comunale, dottoressa Laura Casanovi Rixi, e ricevuto l'esito di consultazione dalla commissione Entel, composta da Franco Astuti, ingegnere presidente settoriale Entel allo spettacolo. Genova si onora di aver dato i natali al maestro Nevio Zanardi. L'attestato d'onore Entel 2025 vuole testimoniare la gratitudine della Liguria per la costante operatività nei diversi percorsi intrapresi dal maestro, per le preziose azioni in campo didattico e per l'originale contributo nelle relazioni tra musica e arti visive. Sì, adesso facciamo la foto in favore di camera e in omaggio la poetessa ambasciatrice di Genova ha preparato una poesia in onore e in omaggio a Nevio Zanardi. Prego. Spero di non commuovervi perché lo conosco da una vita e ho sempre avuto grandissima ammirazione per il grande Nevio Zanardi. Artista a tutto tondo, di multiforme ingegno e molteplici interessi, il grande poliedrico Nevio Zanardi, violoncellista eccelso, fa vibrare sentimenti, creando pathos speciali, suscitando emozioni ascoltandolo suonare, musicista, compositore, direttore, fondatore di orchestre, magnifico, sensibile, paziente insegnante di giovani allievi, direttore artistico del Gotha genovese, di immensa fama e prestigio, qual è il Conservatorio Niccolò Paganini. Non vi sono limiti e frontiere al suo estro creativo che si allaccia instancabile, con nodi di infinito amore al mondo artistico-culturale. Valente incisore, pittore, fra sublime musica, trasformandola in magici quadri, dal linguaggio musicale, in simbiosi col visivo. Nevio Zanardi abbraccia l'arte e si eleva sempre più in alto come un poetico aquilone che vuol raggiungere e carezzare i colori dell'arcobaleno. Lo sapevo. Caro Zanardi, se vuoi dire due parole. Innanzitutto grazie per questo ambito riconoscimento e vi devo dire la verità, lavorare per tanti anni in silenzio
in favore della nostra amata città, della nostra Liguria, in silenzio, però creando discepoli per far rivivere la bellezza, l'umanità, perché arte è umanità. E poi vedere improvvisamente ricevere un riconoscimento tanto ambito mi ha meravigliato. Dico, ma io ho sempre lavorato tranquillo, in silenzio, senza ambire a riconoscimenti, a titoli. Quelli che sono arrivati sono sempre stati sorpresi. Ma questo devo dire che dalla mia Genova, da questa associazione veramente di grande valore, che ha dato tanti riconoscimenti a persone di valore, mi ha commosso, profondamente commosso e meravigliato. Io ringrazio tutto il Presidente, ringrazio tutta la Commissione e ringrazio di aver scelto questo povero Cristo che fa quello che può, che ha sempre fatto quello che ha potuto. Grazie. Grazie al maestro Nevio Zanardi, ancora complimenti, grazie di cuore, anche a Anna Maria Campello per la sua commovente poesia, significativo momento. Adesso passiamo al secondo attestato Entel. Entel, Ente Nazionale Tempo Libero, Movimento Cristiano dei Lavoratori, Delegazione Regionale della Liguria, Decreto dirigenziale di assegnazione attestato Entel 2025 al merito sociale e artistico. Il sottoscritto, architetto Alessandro Casareto, Presidente regionale Entel Liguria, sentiti Anna Maria Campello, responsabile conferimenti e promotrice, con Eliano Calamaro dell'attestato, la Presidente CIF Comunale Dottoressa Laura Casanova Rixi e il Presidente internazionale di ALM Liguri nel Mondo, Ingegner Mario Menini, ricevuto l'esito di consultazione dalla Commissione Entel composta da Franco Marco Astuti, ingegnere, Eliano Calamaro, musicista, Anna Maria Campello, promotrice culturale, Modestina Caputo, psicologa, Roby Carletta, attore e autore, Andrei Dandalmazio, editore, Paolo Falabrino, architetto, Ugo Garuffi, operatore marittimo, Ruggero Licata Caruso, musicista, Mario Menini, ingegnere, Cristina Montepilli, editrice, Matteo Ottonello, architetto, musicista e pittore, Alessandra Rocci, letterata e Lucia Vita, attrice. Decreta il conferimento dell'attestato d'onore alla scuola musicale Giuseppe Conte. Un applauso, per favore. Allora, il presidente della scuola, se vuole anche raggiungerci. Allora, associazione culturale nata a Pegli nel 1896, pensate, con il titolo Risorgimento di Pegli, per la promozione e la promozione musicale. L'applauso dovuto. A tal fine si riportano le motivazioni adottate dalla Commissione. E quindi adesso il momento dell'applauso e Anna Maria Campello dedica appunto una poesia. Allora, con stime e ammirazione un sentito grazie al grande direttore di questa scuola prestigiosa, Aldo Turatti. Banda musicale Giuseppe Conte, nell'incanto delle note. Fra poco saranno 130 gli anni trascorsi dalla sua fondazione, quando era la nota Banda del Risorgimento. Giuseppe Conte, giovane pianista concertista, amante della musica, con intuizione e passione unì le tre bande di Pegli. Musicista e animatore nell'ambito sociale e musicale, portò ad alte vette e successi strepitosi la sua giovane orchestra. Troneggia nella sede il ritratto di Verdi,
nel ricordo di un premio assegnato allo stesso in un prestigioso concorso. Fra guerra e dopoguerra scese un po' di silenzio, mai l'oblio però offuscò ricordi e riprese, più famosa e grande, la strepitosa scuola musicale, nello studio approfondito di ogni possibile strumento e del bel canto italiano, unendo artisti a tutto campo nell'incanto delle note. Io, come il maestro Nevio, mi ripeto anch'io, sono veramente onorato. Io sono entrato in questa associazione dodicenne, ora ne ho 65, quindi ci ho passato qualche giorno. È un'associazione dove quando siamo entrati c'erano i vecchi musicanti, che probabilmente avevano la mia età, ma noi li vedevamo vecchi, e che ci hanno trasmesso questo senso di essere parte di una struttura orgogliosa, di cui dovevamo essere orgogliosi, che era stata parte del tessuto cittadino per tanti anni e che aveva rappresentato un collante importante per la delegazione. E quindi su quello abbiamo proseguito. Eravamo ragazzini, siamo un po' scappati da quello che loro volevano fare, e il bello è, dopo tanti anni, essere ancora una struttura funzionante, grande. Noi abbiamo 270 allievi, una ventina di insegnanti, abbiamo dall'amatoriale all'allievo più piccolo 3 anni e mezzo, ma l'allievo più grande ne ha 84, e poi abbiamo chiaramente il professionale, abbiamo un protocollo d'intesa col Conservatorio Vivaldi di Alessandria, ma come diceva il maestro Zanardi, di nuovo le rubo qualche parola, lo si fa perché piace farlo, lo si fa in silenzio e con tanta passione, tanto sacrificio, anche tanta sofferenza. Gli oneri per portare avanti una macchina simile non sono pochi, soprattutto quando poi da buona associazione non abbiamo alcuna forma di contribuzione né pubblica né privata, e quindi ci si arrangia col supporto dei soci e con gli oneri che hanno gli allievi. Però andiamo avanti con grande orgoglio, siamo presenti in tutte le biblioteche cittadine, in tante iniziative in città, fuori città, e quindi è proprio bello, la musica è bella. Lasciatemi dire, il mio mondo professionale non è stato questo, io sono un ex Marconi, un ex Leonardo, io facevo volare aerei e elicotteri e poi invece ci si sfogava con la musica, ed è proprio bello vedere questi ragazzini, questi giovani che si impegnano, che vanno avanti, che suonano insieme. A volte vanno un po' spinti a suonare insieme e non solo suonare da soli, però è bello, si cresce tantissimo, è veramente gratificante, e che questa cosa sia stata riconosciuta da una realtà come la vostra, come le vostre, ci onora veramente, veramente tanto. Grazie di cuore. Così, a portare due note musicali della Scuola Conte, 2 giovani allieve che testimoniano un po' la gioventù dei nostri allievi, Alessia Scopesi, Ludovica Calcagna, vi fanno ascoltare 2 duetti. Eventualmente dico sia al maestro Zanardi che al maestro Calamaro, se vi servono delle corde per il violino o per il violoncello, loro sono tese perfettamente pronte per gestire il vostro strumento. Grazie ancora.
Io sono Ludovica Calcagna e io ho letto su Facebook. Bravissime, complimenti davvero, grazie, avete un grande futuro. E adesso abbiamo, prima però del terzo attestato, avevamo l'intervento dell'architetto Paolo Falabrino con la sua poesia. Prego, e Lorenzo Falabrino, figlio, che leggerà. Lascio la parola a Paolo Falabrino. Sono morto, troppo presto, sono morto, senza un motivo vero, a vivere oltre, non sono riuscito, la mia vita mi ha tradito. Dopo la mia morte, tanti consensi, tutti amano i miei pezzi. Chi l'avrebbe detto? Se avessi saputo, giuro che per la vita avrei combattuto. Grazie Fabrizio di avermi dedicato quelle parole che porto nel cuore. Grazie Fabrizio della tua preghiera. A Dio hai chiesto il mio perdono. Mi piacerebbe continuare ad amare, scrivere e suonare come allora, ma la mia storia è finita, anche se avrei tanto da dire ancora. Che mi importa del successo e del mio mito giovanile? Che mi importa di un successo che ha segnato la mia fine? Ho seguito il mio istinto e Dio mi ha ascoltato. Ho seguito solo il mio istinto e Dio mi ha perdonato. Adesso passiamo al terzo conferimento dell'attestato Enter 2025 al merito artistico e culturale a Marco Del Pino, giornalista letterato di Santa Margherita Ligure. Chiamerei anche Roby Carletta perché leggerà l'attestato, autore Roby Carletta, dopodiché ci sarà l'omaggio della poetessa Anna Maria Campello.
Entel MCL, Ente Nazionale per il Tempo Libero, Delegazione Regionale della Liguria, Decreto dirigenziale di assegnazione, Attestato d'onore Entel 2025 al merito artistico e culturale. Il sottoscritto architetto Alessandro Casareto, Presidente regionale Entel Liguria, sentiti i membri della Commissione, decreta il conferimento dell'attestato d'onore a Marco Del Pino, giornalista, critico letterario, direttore dell'Associazione Nazionale Poeti, Autori e Artisti d'Italia, ANPAI, Tigugliana. A tal fine si riportano le motivazioni adottate dalla Commissione. Prego, lascio la parola al grande Robby Carlino. Grazie. Vorrei chiamare per favore Alberto Falabrino, perché lui è un grande sempre come un passo indietro, ha creato le motivazioni, è bravissimo. Vieni Alberto Falabrino. Anche i vicini di casa di Alberto Falabrino, anche il condominio, cioè, facciamo un applauso a tutti perché tutti ci tengono a essere applauditi, premiati. Un bel lavoro. A questo punto io leggo le motivazioni che hanno fatto sì che questo mio carissimo amico Marco Del Pino, che è stato anche assessore alla cultura, non è che poteva essere lavori pubblici, si capisce, una testa pazzesca così, era il minimo sindacale. E con lui tanti anni fa avevamo organizzato, se ben ti ricordi, io lo dico più che altro anche per loro, che è gente che esce poco di casa, no? E quindi deve in qualche modo essere acculturata. Avevamo fatto una rassegna di cabaret dal titolo Santa Ridens, naturalmente Santa Margherita, santa protettrice dei comici. Ed è vero che era una Margherita che dice rido, non rido, rido, non rido, rido, quando si leggeva non rido, fine. Hai fatto anche la poesia per Del Pino, perché sennò qui senza poesia non si va a dormire. Ha detto da un'idea di Gianni Rodari, una fila storica. A Marco Del Pino, buon vento. Dedico non solo per diletto, ma con ammirazione ed anche per affetto a chi ha scelto con passione il difficile cammino del puro giornalismo, al dottor Marco Del Pino, che con vero altruismo ha portato al successo poeti, artisti, autori, con l'importante nesso di premiarli con tutti gli onori. Ed oggi qui si vuole omaggiare il grande saggista, editore, che ha saputo fronteggiare quale strenuo difensore dei diritti e dell'ambiente, senza remore e paure fra i consensi della gente, paladino d'arte e culture. Bella Santa Margherita, quanti eventi, con personalità e una stupenda artistica vita ha germogliato nell'amata città, fra maccherontius e iniziative in Italia e anche più lontano, e una stupenda artistica vita ha germogliato nell'amata città. E allora, tra maccherontius e iniziative in Italia ed anche più lontano, con tradizioni tuttora vive e si è propagata man mano. Alla Rodari un ringraziamento per Marco Del Pino, ed in ogni occasione lo accompagni sempre il buon vento in un mare di successi nella navigazione. In questa giornata di musica, di violini, non potevano mancare i violini di Robby Carlino e di Anna Maria Campello. Queste parole veramente entusiasmanti. Grazie a tutti voi. E, ecco, due cose. Tutto è nato, come è stato detto prima, da una rivista che porta un nome strano,
Macheronzius, nato nel 1969. Diciamo che in Italia era già corso il periodo del 68, un anno difficile, un anno di cambiamenti. In provincia le cose arrivano sempre un po' in ritardo, a quell'epoca arrivavano un po' come i film, che arrivavano 6 mesi dopo, un anno dopo, e quindi quel vento che ispirò tanti giovani a voler cambiare il mondo arrivò anche in provincia. Però noi giovani dell'Azione Cattolica non usammo né i manganelli né le chiavi inglesi, preferimmo usare questa, la penna per poter scrivere, la penna per poter essere liberi, per poter essere forti, cercando di rifugiarci anche nel nostro passato, nelle nostre radici, per poter guardare al futuro. E così nasce questa rivista. Nel 67 a Milano aveva fatto epoca la rivista La Zanzara, che voleva pungere. Allora noi abbiamo detto, facciamo qualcosa anche nostro, tigullino, ligure, per pungere. Macherozzo è un insetto fastidioso, però dobbiamo nobilitare questo insetto. Allora abbiamo aggiunto la desinenza Zius. D'altra parte erano gli anni dei Beatles e dei Rolling Stone. C'era Morandi che stava con tutte e due, io preferivo i Beatles, e gli Scarafaggi, cioè i Macherozzi di Liverpool. E allora nasce Macheronzius, nasce questa rivista che continua ad uscire da 55 anni. 55 anni di questa rivista, 50 anni di giornalismo, un premio letterario che nasce dalla costola di questa rivista, il premio letterario internazionale Santa Margherita Liguri, intitolato alla memoria di mio fratello Franco Del Pino, che esiste da 48 edizioni e che ha laureato in Italia centinaia e centinaia di poeti, scrittori, pensate, in 48 anni di vita. E poi nasce anche l'associazione culturale tigugliana, casa editrice, che porta avanti eventi. Comunque diciamo che tutto questo con grande modestia. Noi liguri siamo abituati a fare il passo secondo la gamba, e quindi Tigugliana, l'associazione culturale, porta avanti ogni anno, pubblica libri di poesia, di narrativa, di saggi, di racconti, libri del nostro territorio. Io porto sempre dei libri con me. Quest'oggi ne ho scelto 3 a caso, però tutto sommato mi sono reso conto, mentre ascoltavo tutti, che questi libri, che voglio dare in omaggio a 3 realtà associative qui presenti, sono ben piazzati, perché intanto vorrei dare questo libro al presidente Casaretto. E si tratta di un libro della memoria, perché, come ho detto prima, sono importanti le nostre radici. Nel Giardino dei Giusti, per ricordare tante persone che hanno sacrificato la loro vita, il loro impegno per salvare delle vite umane. Quindi durante la Seconda Guerra Mondiale ci sono anche tanti liguri e anche tanti sacerdoti. Quindi questo per ricordare la nostra. Ho fatto pubblicare un libro su un sacerdote genovese che ha salvato tanti ebrei con il suo volontariato, e anche la Furia di Genova. Francesco Repetto sarà, è ricordato nel libro. Al presidente dei Liguri nel mondo, Menini, vorrei consegnare questo. Montanelli Portofino, un parco nazionale, perché i liguri sanno difendere il patrimonio artistico, ma anche il patrimonio naturale, il nostro territorio, e Portofino è un'eccellenza per la Liguria, è conosciuta in tutto il mondo. E a proposito di Portofino voglio concludere con questo omaggio alla presidente del CIF, perché 80 anni fa, nell'aprile, il 23 aprile 1945, una grande donna, la baronessa Jenny Watt von Meun, salvò Portofino dalla distruzione nazista, e quindi è un esempio di donna da valorizzare, è un episodio poco conosciuto. Quindi alla signora Casanova Rixi, grazie, ben volentieri. Anche la sua donna. Grazie. Pensate, il 23 aprile 1945, fra poco saranno 80 anni,
Questa donna, la baronessa von Möhm, riuscì a convincere l'ufficiale nazista a non far saltare in aria Portofino. E tutto questo accade il 23 aprile, festa di San Giorgio, che è il patrono di Portofino, oltre che il patrono di Genova. Grazie a tutti, buona vita. Grazie. Il dottor Del Pino l'ho anche scritto qua, lei che premia sempre autori, ha portato avanti tantissimi artisti. Finalmente io sono felicissima che lei nella sede di Genova più importante, perché è il comune di Genova, sia premiato meritatamente per tutto quello che ha fatto in tutti questi anni e che fa e farà. Grande Marco Del Pino. Gran richiesta del pubblico, ovviamente ho raccolto le firme per questo. Poi sarebbe richiesto un bis, non so, un bis. Tanto per coloro che apprezzano farei un applauso a Cristina, questa simpatica, cara, bella, alta ragazza che rappresenta una televisione importante, una Radio Truman di Monte Carlo. Quindi è una radio di evasione, soprattutto fiscale, essendo. Io concluderei, perché a quest'ora qui bisogna andarcene a casa, poi fa freddo e poi noi siamo abituati a mangiare presto, la minestrina con le stelline. Io mi rifaccio un attimino a una domanda molto intelligente che mi ha fatto il Presidente, no scusa Rita, devo coinvolgere lui, non parlargli. Che una domanda importante che mi ha fatto no, ma tu vieni anche perché sei responsabile. Quando è entrato Benini qui, vi ha guardato, perché voi sareste il pubblico, di questo ve ne siete resi conto, no? Cioè la platea, e lui mi ha detto, ma quelli lì chi sono? E io gli ho risposto, tu conosci il problema degli alloggi a Genova, delle persone che non sono sistemate, cioè praticamente qui vi ho spiegato, c'è gente che viene a vedere le conferenze, delle menate pazzesche e poi si ferma a dormire, capisci? E sono anni che vanno avanti così, capisci? Ora noi come usciamo? C'è già qualcuno che si mette il pigiama, chi si sistema in una stanza, chi nell'altra. So che per esempio Calamaro dorme sotto il violino di Paganini. Comunque sappiamo che questo, lo dico per coloro che sono venuti qui, come dicono a Genova, a Brecchio, questo sarebbe Palazzo Tursi, che sarebbe anche un rollo, Palazzo dei Rolli, dove risiedeva un tempo. Io sento il sto vociare, ma loro se ne battono le patte, ma io li sento, poi come a scuola si spaventano, stanno zitti. Dove una volta, io cosa devo fare? ma tu devi annuire, cioè tu che sei attore devi fare così ogni tanto, come faceva Gori. Poi quando è il momento dell'applauso parti, però tu annuisci, voi controllate il suo annuimento. Palazzo dove risiedeva fino a poco tempo fa l'ex sindaco Bucci. Attualmente c'è il sostituto che è Picciocchi, quindi Rolli, Bucci, Picciocchi. Poi lei parlava di filastrocca. Rolli, Bucci, Picciocchi nel paese dei balocchi. Ora, no, io sono qui per fare un ragionamento molto serio. Voi vi chiederete, ma come mai premiano queste persone? Se lo chiedono anche loro, lo siete chiesti. Proprio a me è successo. E tutto nasce da un discorso di quando noi eravamo bambini. Cosa ci dicevano i nostri genitori? Devi studiare, se no vai, non una brutta parola, non vai, no,
Se erano figli di avvocati, liceo classico. Se erano figli di medici, liceo scientifico. Se erano figli di impiegati, tu annuisci, ragioneria. Se erano figli di operai, no, non geometri, ufficio tecnico, diciamo. Se erano grandissimi figli di politici. E a questo punto uno si chiede, vabbè, io non avrei tanta voglia. Allora, se non hai voglia di studiare, te ne vai a lavorare. Vai a fare il macellaio, vai a fare il fruttivendolo, vai a fare l'idraulico, vai a fare il muratore. Che cosa è successo? No, scusa, tornate, no? Se mi porti via il pane dalla bocca. Che cosa è successo? Che quelli che hanno fatto il grano nella vita, chi sono secondo voi? Chi ce l'ha la Porsche? Chi ce l'ha la barca a vela? La casa a Santa Margherita, a Portofino? Poi c'è una terza categoria, tu annuisci, di cui fa parte anche Menini e di cui fanno parte anche alcuni di loro e di cui fanno parte anche i premiati, me compreso, quelli che non hanno voglia di fare un belino. Cioè, quelli che non avevano voglia né di studiare né di lavorare, ma volevano fare gli artisti. Per esempio, guarda, questi sono i fenomeni, capito? Gli artisti, e sono usciti fuori i comici, sono usciti fuori i poeti, i giornalisti, quindi quello ha tirato fuori la penna, quindi ti lascio dire che è investimento. E questa è stata la situazione. Però, nonostante questo, Genova ha dato i natali a una grande scuola, la scuola dei cantautori genovesi, che hanno diffuso la loro poesia e la loro arte in tutto il mondo, grandi comici, da Govi in su, in giù, in giù, in giù, fino anche a Berletta, la scuola anche di grandi poeti come Firpo, Montale, Sbarbaro, attori mancati. Lui doveva essere sul palco a recitare Shakespeare, Goldoni, lui come Goldoni, uno dei più grandi, diciamo, goldoniani, diciamo. E allora, diciamo, viva i premi per tutti coloro che non hanno voglia di fare un benino. Buonasera a tutti quanti. Ciao, ciao. Viva anche, se mi permetti, le gnocche, perché le gnocche fanno sempre. Grazie di cuore, irresistibile Roby Carletta, grandissimo Roby Carletta, sempre irresistibile, grandissimo regista, attore Mario Menini. Lascio la parola a Cristina Montepilli al prossimo evento, grazie a tutti. Grazie. Vi ricordo soltanto che, insomma, per rivedere e poi ovviamente anche per le interviste che abbiamo fatto nel nostro corner di Ligurias, vi collegate a www.radiotruman.tv. Poi chi è un po' abile con lo smartphone può andare a inquadrare il QR code che avete sulla presentazione, insomma il programma dell'evento che si è svolto questa sera, così potete inquadrare insomma quelli che sono tutti gli eventi anche che sono già stati seguiti e i reportage che abbiamo realizzato. Grazie ancora.